Buongiorno amici del canale, stamattina vi porto con me a fare un giro in mountain bike. La giornata si è aperta, si vedono bene anche le montagne, tra un po' vedremo, e quindi mi sono deciso. Stamattina ho degli accessori nuovi da provare, ossia il nuovo microfono della Insta360, Mic Pro, e ho il nuovo marsupio da usare in bicicletta con sacca idrica, acquistato alla Decathlon. Bene, ci siamo allontanati dall'autostrada che prima abbiamo affiancato e puntualmente, come sempre, io arrivo qua e il passaggio a livello si chiude, le sbarre scendono e quindi niente, ci dobbiamo fermare qua, avere un po' di pazienza e aspettare. Nel frattempo diamo un'occhiata alle montagne da quella parte, tutto fantastico, così sembra una bella giornata, speriamo che duri. Guardate che spettacolo questi gelsi, che meraviglia. Bene, adesso mi dirigerò verso un'area chiamata il Bosco di Due Ville, anche se tocca altri comuni come il comune di Caldonio, poi parte il paese di Novoledo, Vivaro, è un'area ricca di risorgive. Se non erro, da lì partono le risorgive del Bacchiglione, che poi via via si allarga e diventa il fiume che è. Ora entriamo in una prima parte di sterrato e vediamo come si comporta l'Insta. Eccoci entrati nella parte naturale di questo parco. Eccoci entrati finalmente nello sterrato. Da qui in avanti dovrebbe essere tutto sterrato la strada che percorreremo. Fin qui tutto molto bello, la temperatura è buona, l'aria è fresca, però il sole scalda, il sole. D'altronde questa è la stagione, dovrebbe essere così, ma con le burrasche di questi giorni è chiaro che le temperature sono un po' salsate. Adesso andiamo da qua, questa parte. Guardate questo viale fantastico, alla sinistra il canale, il torrente. Guardate che viale fantastico, ombreggiato, immersi nella natura, meraviglia delle meraviglie. Adesso qui c'è un ponticello sopra una chiusa e a destra passano a cavallo, mentre noi andiamo di qua perché lì ci si pianta nel fango. Ecco, c'è il passaggio sopra questa chiusa. Poi piano. Adesso proviamo a rimanere in silenzio, vediamo se il mio microfono riesce a captare il canto degli uccellini. All'intanto c'è un pesce in acqua, bello, Dio santo, ovviamente in acqua. Fantastico, una meraviglia. Qui c'è anche un parcheggio per auto, volendo venire a parcheggiare qui c'è la possibilità. Poi a questo punto io ho svolto a sinistra in modo da fare il giro ad anello.
alla mia sinistra, al di là di quella siepe, c'è un laghetto. Una volta era anche pesca sportiva, adesso è un parco praticamente. Adesso dobbiamo attraversare questo ponte che ha una sbarra di traverso per impedire ai mezzi a motore, ma vedete c'è uno spazio per passare a piedi e con la bicicletta. Adesso però io devo fare così, ecco, freno posteriore attivato e andiamo avanti in questo modo qua, eccolo lì. Oh, guardate che meraviglia, guardate, eccolo qua, che posto fantastico. E naturalmente i campi sono coltivati e tenuti bene. Ah, che roba, che panorama stamattina, mamma mia. Sa che domani faccio un giro in montagna in moto. Se il tempo regge, si inizia a sistemarsi un po', perché con i temporali di questi giorni ne hanno fatti di danni e quindi meglio starsene a casa, perché anche a muoversi in auto, se becchi la grandinata tipo quelle che ha fatto qua anche nel Veronese, una sacca di auto. Il sole inizia a scaldare, la temperatura aumenta, ma si sta ancora bene, dai. Sembra che la giornata si stia stabilizzando e speriamo che tenga. Ora sono salito sull'argine del bacino artificiale che hanno realizzato per contenere le piene del Bacchiglione e di altri affluenti. È immenso, ci sono 3 chiuse, la prima la troviamo a breve e poi a metà troveremo un'altra e verso il comune di Novoledo, che ci troviamo nel comune di Caldogno circa, Caldogno sì, ne troviamo un'altra. Anche questo è un giro ad anello con delle strade all'interno che tagliano, perché come vedete anche qui i campi sono coltivati. In questo momento stiamo transitando sopra a una delle 3 chiuse, dighe di sbarramento che servono a far defluire l'acqua in maniera controllata dopo la piena, ovviamente. Questa è la seconda chiusa, come vedete è enorme anche questa, piano di sbarramento, contenimento per far defluire le acque. Mamma mia, che imprese! Di fronte a noi la terza e ultima chiusa, se effettuate il giro in senso orario ovviamente, ma diventa la prima, ancora più grande questa. Spero che si veda dal video, vi la faccio vedere. Ecco, a sinistra il fiume, adesso ci passiamo sopra, eccola qua. Adesso siamo
paese di Nuovo Ledo. In questo momento sto ritornando al punto di partenza. Penso che scenderò in un sentierino prima della stradina, così poi svolto a sinistra e torno al bosco. Di qua dopo. Piano. Ok, dai. L'abbiamo fatta. Attenzione. Ok. Adesso qua arriviamo al maneggio, il piccolo ranch gestito dal proprietario e amico mio Omero Castello. Adesso andiamo verso le risorgive del Bacchiglione, poi devo tornare a trovarlo e organizzarmi per una passeggiata a cavallo prossimamente. Eccoci di nuovo nello Starrato. Che meraviglia! Adesso attraversiamo il torrente Igna e a quel punto io svolterò a sinistra, non andrò verso il punto dove siamo entrati prima, giusto per cambiare strada, anche se poi in parte riprenderemo. Quindi qui, invece di proseguire dritto, volto qua a sinistra, eccolo qua, e andiamo di qua. Ah, bello, l'aria è ancora fresca per fortuna, anche se il sole sta scaldando, ma si sta veramente bene. È bello anche vedere che è ritornata l'acqua nel torrente, perché qualche tempo fa sono passato e era prosciugato o quasi. Attenzione a questo viale qua, che spettacolo della natura, guardate qua che roba. Vediamo come si comporterà Insta 364 Air X qui dentro in questi giochi d'ombra. Bah, vediamo dopo. Attenzione qua, qualche ramo un po' basso. Attenzione che ci abbassiamo, ecco. Ok, dai, siamo passati e qua bisognerebbe potare qualche ramo. Aia. E qua intanto a cavallo non ci passi, mi dico sarà dall'altra parte. Ora svoltiamo qui a destra, vediamo se scendo e vado dritto mi riporto sulla strada di prima. Mentre se vado a sinistra, ok, mi porto più avanti, poi devo fare un po' di asfalto, però vabbè dai, cambiamo itinerario. O no? Ci penso. Ok, ho deciso di cambiare l'itinerario e di rimanere sulla sinistra e continuare lungo l'argine del torrente Igna. A un certo punto dovrò attraversare un ponte, una strada, per poi percorrere un altro po' ancora un po' di argine e poi mi riporterò sulla strada asfaltata, ma che è comunque una strada poco frequentata, e andrò a concludere il giro. Alla strada, attenzione auto. Ok, attraversiamo torrente Igna e di nuovo sull'argine. A dopo. Sono arrivato all'altro attraversamento, proseguendo si va verso le valli, proseguo ancora verso l'argine, ma ho già fatto una volta, non è che sia il massimo, anche perché poi devo stare in mezzo al traffico. Di qua, da questa parte qua, girando qui a destra, alla fine
scusate che mi sto sistemando qua. Ecco, fate un po', sistemata un po' perché non mi vedevo. Allora, stavo dicendo, preferisco rimanere da questa parte perché questi quartieri qua, questa strada qua è secondaria e non è tanto trafficata, mentre se proseguivo altri 500-600 metri, non so, per uscire sull'altra strada, lì a quel punto la strada è quella che unisce Villaverla a Montecchio, ci sono diverse fabbriche, quindi camion che passano e qua niente, meglio stare da questa parte che, come state vedendo, è super tranquillo. Vedete la zona, e quindi tra un po' arriverò al passaggio di livello dove ci siamo fermati stamattina, sperando di non trovarlo giù un'altra volta, e se no vabbè, faremo di conseguenza. Il giro al bosco è stato bello, ci sono molte altre strade da poter percorrere, in genere sto su quella principale perché mi faccio il giro, ma ce ne sarebbero da esplorare tante, anche per variare un po' e allungare il percorso. In ogni modo, spero che il luogo dove vi ho portati vi sia piaciuto. Proverò a scrivere qualche indicazione più precisa nella descrizione del video, dando qualche riferimento, in modo che se qualcuno che abita in zona gradisce fare un giro in bicicletta a piedi con i cani, lo può fare. È un giro che secondo me si presta durante tutto l'arco dell'anno, tutte le stagioni. Questo periodo è anche molto ombreggiato, quindi si sta anche bene. Quindi, poi per gli amanti della fotografia stamattina ne ho trovati due, gli appassionati di uccelli, gli ornitologi, e comunque sì, la location è meravigliosa, quindi se uno ama o fare video o naturalistici o fare foto, è un luogo adatto a questo. Io come sempre vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così da vedere se riusciamo a condividere ancora altre avventure in moto, in bici, mountain bike, a piedi con i miei cani. A presto!